Piogge di milioni di euro e cantieri aperti sono una sfida per tutto il Veneto. I fondi arrivati nella regione grazie al PNRR, fondi su cui anche la criminalità organizzata ha già puntato gli occhi. Scende quindi in campo il mondo civico e si rivolge direttamente ai cittadini attenti. Il PNRR, come è noto, è un'occasione irripetibile per delineare delle politiche pubbliche in favore dell'ambiente e contro le diseguaglianze. Però perché questo avvenga occorre aprire il PNRR, farne una casa di vetro, discutere degli interventi che sono stati pensati, monitorare gli interventi in corso e in questo modo fare sì che non vengano disperse queste risorse il meno possibile, non finiscano in mani sbagliate. La società civile si è mobilitata proponendo un percorso di monitoraggio con richieste precise. Aprire il PNRR in termini di dati, in termini di progetti, sapere che cosa si ha intenzione di fare e poterne discutere. E poi approntare gli strumenti necessari, ad esempio, perché per quanto riguarda gli appalti non avvengano le cose che in qualche modo sono state legittimate dal nuovo codice, ad esempio i subappalti a cascata. Un osservatorio che chiede la collaborazione di tutti. L'osservatorio intanto ha aperto un sito in cui è possibile già reperire diverse informazioni, partecipare al dibattito e poi candidarsi come gruppo, comitato locale, associazione per operare il monitoraggio civico verso un'opera che viene tra virgolette adottata. Noi mettiamo a disposizione della strumentazione, una metodologia e in questo modo i gruppi di cittadini possono partecipare a questa grande campagna di monitoraggio civico.